esseri bianco vestiti, stranieri del mondo. Tra i filari degli olivi il sole filtrava con i suoi raggi tra le foglie argentee come nuvole. Innanzi alle mani incerte dell'uomo, alle braccia incaute di questo viandante dal passo tremante e dal cuore fragile come un fiore nel deserto, ma leggiadro come il canto di un usignolo nella notte silente. Forza, uomini, al lavoro, e gli angeli del cielo che i nostri uomini migliori, la loro perfidia li inchiodava di croci. Nei miei occhi sono rimaste le loro croci che piegavano la nostra resistenza e si alzavano implacabili al cielo, senza pietà, senza timore di offendere Dio. Sfidavano il cielo. Il perdono, la vita, non abbandonarci, perché senza di te la nostra vita sarà come la croce, sarà come le loro croci. E tu, io, consegno del cielo, la nostra compagna di tu, sarà come la croce, sarà come le loro croci. Abbracciali, accudiscili, rialzali, accompagnami, non abbandonarmi mai, mai. Senso il cuore giovane che si è confuso di suoni tra i passi di un viandante o l'alito di un soffio di vento. Nulla più fu come quel giorno e nulla fu come prima. Nessun suono e nessuna luce. Mai più così. L'angelo le disse. Sarà chiamato Emanuele. Dio è con noi. E l'Onnipotente sarà così vicino da essere tuo figlio. E sarà per tutti gli uomini la luce e la salvezza, fino alla fine del tempo. E ogni uomo in lui troverà il suo destino. Maria rispose: sia fatta la tua volontà. E così deve essere. E così sarà. E nulla più fu come
sue stelle e Cristo vi venga accompagna sulla vostra strada. Sempre stata sola.